primavera dell'87. Il settimanale TV Sorrisi e Canzoni aveva fatto un'indagine. Alle domande «Qual è la città italiana più bella? In quale città vorresti vivere?», la stragrande maggioranza aveva risposto Milano. Milano era in testa ai sogni degli italiani come una piccola ed efficiente New York, la Grande Mela. E come la Grande Mela, Milano era dinamica, lavorava, non si fermava mai, cresceva. La gente, indaffarata ma allegra, guardava i lavori in corso per tutta la città. La costruzione della nuova metropolitana, con delle macchine meravigliose che scavavano. E si vedevano gli operai con l'elmetto giallo. E sui cartelloni la scritta «La linea 3 avanza». La linea 3 avanza era soprattutto una promessa fatta a tutti i milanesi, che i milanesi recepivano perfettamente questi cantieri straordinari, grandissimi, aperti. Era uno spettacolo che prometteva un futuro non lontano. Si poteva sentire il rumore, ma anche il sapore, l'odore di questa linea 3 che avanzava. Marco Mignani creò uno slogan, la Milano da bere, che voleva dire proprio questo, cioè voleva dire che Milano rinasceva, i milanesi avevano voglia di vivere, fiorivano i locali, fioriva anche la vita della moda, veramente una vita newyorkese. Marco Mignani, quando creò lo slogan Milano da bere, aveva proprio in mente un parallelo con la Grande Mela. Questo è stato il colpo di genio che gli ha fatto inventare uno slogan che sostanzialmente voleva dire una Milano da gustare, una Milano da assaporare, appunto, la Milano da bere. Sì, Milano, la città dell'amaro Ramazzotti. Milano che rinasce ogni mattina, che pulsa come un cuore. Positiva, ottimista, efficiente. La città dell'amaro Ramazzotti, che è nato qui 170 anni fa e che ancora oggi porta dovunque questa Milano da vivere, da sognare, da godere. Questa Milano da bere. No, da bere era l'aperitivo. La gente che ha lavorato, la gente che ha fatto delle cose e poi dopo prende un aperitivo. E non è l'indicazione di una ubriachezza, non è l'indicazione di un eccesso, ma semmai di una moderazione, di una gioia moderata, una gioia di gente semplice. Suonava come un sollievo, finalmente si può bere, insomma, è finito il periodo triste. Gli anni '80 sono la reazione positiva della città a un periodo molto negativo. Milano, che ha inaugurato la stagione delle stragi, ha vissuto sulla sua pelle un decennio che culmina con l'assassinio di Walter Tobagi nel maggio del 1980, pagando un tributo di sangue durissimo agli anni di piombo. Milano è una città provata, ripetutamente colpita nella carne viva.